Ecco la situazione meteorologica. Il centro-nord Italia vive momenti di attesa prima dell'arrivo nei prossimi giorni di una saccatura in discesa dall'Oceano Atlantico settentrionale che determinerà da domani un netto peggioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento da ponente verso il settore centrale ed infine anche sul levante in serata, ma senza tuttavia precipitazioni associate. Venti da nord tesi sugli sbocchi vallivi dei versanti marittimi del centro ponente con raffiche, vento debole o moderato dai quadranti settentrionali altrove. Mare poco mosso a levante, stirato sotto costa sul settore centrale, mosso invece al largo e a ponente, con moto ondoso in graduale scaduta nel corso della giornata, in particolare proprio sul bacino occidentale. Temperature massime in calo a ponente sui versanti padani centro-occidentali, stazionari altrove ma non oltre gli 11 gradi. Per domani, venerdì 23 gennaio, i tecnici Limet prevedono copertura nuvolosa e precipitazioni già in nottata, carattere nevoso nell'entroterra del Savonese, su Alpi Liguri e Appennino di Levante, con quota neve sui 400 metri sul Savonese interno, 800 metri su Alpi Liguri, settore interno del Genovesato e Appennino Ligure al mattino. Quota neve che si alza intorno ai 1200 metri nel corso del pomeriggio. Venti moderati da nord, a tratti forti sugli sbocchi vallivi del Savonese, con mare mosso al mattino, molto mosso nel pomeriggio a levante, temperature in calo nei valori massimi.